bars and pass. Stupid motherfucker. I'ma say the funky shit and get all of this. So this 8 bars and pass. Stupid motherfucker. Chi è che ha detto sei bellissimo? Tu, vero? Ti ho sentito. No homo. La E nel mio nome vi suona così. Dove sono i miei guerrieri a Sassari città con i pugni su, che fanno un po' di bordello come si fa in Sardegna, raga? Vi suona così, la N nel nome vi suona così, la S nel nome vi suona così, poi la I, sì, vi suona così, la E nel mio nome vi suona così, la N nel nome vi suona così, la S nel nome vi suona così. Dite oh! Io non cerco di sembrare Enzi, io sono Enzi, un uomo prima dei versi, un uomo che dietro ai testi vive quello che racconta. Cosa pensi? Che io scendo a compromessi per i soldi non diretti, cazzate per creare più interessi. Sappiate, io non uso sporchi mezzi, ho termini o parole per fare una canzone che poi venda alle persone, una versione rivista dei sentimenti. Io sono il campione delle gare di freestyle, tu fai il mio nome in giro e scoprirai un mondo hip hop come mai hai visto, quel mondo che io vedo in Sardegna, ma fai bordello, Cristo, raga! La E nel mio nome vi suona così, tutti! È facile, sono 4 lettere! Vi suona così, poi la I, sì, vi suona così! La E nel mio nome vi suona così! La N nel nome vi suona così! La S nel nome suona così! N, sì, suona così! Io non faccio gangsta rap, no, mio padre è stato dentro e mi ha detto come si sta là, ma una credibilità, la faccia è quella dei problemi e vedi che non ha tracce di farti qua, i colpi della società sono i più forti, perché la realtà fa sempre a pugni con i soldi dove i giorni li perdi a prestare i conti in mezzo ai drammi e le notti, insieme ai sogni per risognarli, sono uno di voi, Enzi, la vittoria degli eroi, tu sei uno di noi, un soldato della vita, ma non sarà finita finché puoi respirare, canta che la E nel mio nome vi suona così, a Sassari tutti fan bordello sì, la E nel mio nome vi suona così, la N nel nome vi suona così, dai che l'avete imparata raga, fatemi sentire la voce, vi suona così, la E nel mio nome vi suona così, la N nel nome vi suona così, la S nel nome vi suona così, N, sì, suona così, e se suona bene datemi un segnale ora. Raga, sembrava veramente una biblioteca di venerdì pomeriggio, fatemi un segnale ora. Abbiamo un po' di classici. Mandala Rino, vediamo se la indovinano. Direttamente da Donercore, oh oh, alle produzioni Big Fish. Voi dovete solo gridare oh oh quando ve lo chiedo. Tutti quanti mi chiedono che ci faccio ancora qua giù, perché ho la faccia fatta per la TV, un ragazzo normale, in una vita non normale, mi resta solo il fiato per gridare, non ne posso più, e da parecchio che tento di svoltare, mi hanno detto con la maglia di Baggio non convinci, ed è un pezzo che resto qui a sognare, da allora spendo mezzo stipendio in grande e vinci, così se vinco scappo come a bagnale, stappo un per 10 e brindo alla vita mia, e se non vinco spacco questo locale, spendo tutto il cash in biglietti della lotteria, il rap è la mia via, è questo che mi salva dalla pazzia che ammazza i ragazzi in piazza, quelli col pallone non sono come Cacà, loro chi li salverà, forse una rapina in banca, Sassari, dimmi adesso cosa fai, dimmi adesso con chi stai, quando senti questo fai, wow, dimmi adesso dove vai, dimmi adesso con chi stai, e tutti allora fate wow. Se non sai più cosa fare, dove andare, conquistare, la mia musica è quello che ti fa fare. Oh, adesso tu sai cosa fare, dove andare, senti qua. Ehi, adesso è tutto digitale, è un'arma a doppio taglio, riducono lo spazio proprio ora che mi allargo, la scena musicale fa schifo ma c'è di peggio, il mio disco in una chiave, beh, vi aprirò il cervello lo stesso, tanti dischi non si vendono, anche quelli dei cantanti che si svendono, io resto hip hop 100%, tanto so che nell'iPod fisicamente i CD non ci entrano, ma la colpa non è dell'evoluzione, neanche delle persone, sono un ascoltatore, il dramma è nel sistema
sistema l'Europa facciamo bene, non ti pare che sia l'ora di investire sulla roba seria? Là fuori sono stanchi della banalità, di questi quattro babbi che non sanno fare rap, dei loro luoghi comuni e del loro bla bla bla. A te stare la gente sa come si fa. Dimmi adesso cosa fai, dimmi adesso dove vai, quando senti questo fai. Dimmi adesso dove vai, dimmi adesso con chi stai, quando senti questo fai. Se non sai più cosa fare, dove andare, conquistare, la mia musica è quello che ti fa fare. Oh, adesso tu sai dove andare e conquistare, quando senti questo fai. Oh oh, quando senti questo fai. Oh oh, e fatemi sentire blow, più forte blow. Andiamo che non c'è tempo. Quanti di voi ascoltano il One Mic dal giorno 1, raga? Io voglio solo fare il rapper, vivere il rapper. Vediamo se Sassari la sa. Voglio solo fare il rapper, vivere il rapper e smettere il giorno prima di morire, così almeno non muore un rapper, no? Ma la sapete sì o no? Con le mani al cielo tutti. Eight bars and pass. Stupid motherfucker. Potato funky shit and get all of it. So what? 8 bars and pass. Stupid motherfucker. What the fucker? Attualmente tutti i miei progetti sono autoprodotti, cercheremo di creare un team abbastanza grosso da poter garantire una buona promozione e per quanto riguarda la visibilità sui grandi network e quant'altro, però per il resto è tutto made in cantina, lo facciamo tutto alla vecchia. Vai, ci sono buone speranze per l'hip hop italiano secondo te oggi? Assolutamente, l'hip hop italiano cresce giorno per giorno, quindi un ringraziamento gigante va a tutti quelli che là sopra mantengono l'hip hop vero e reale. Ci sono un sacco di artisti che spaccano e quindi siamo orgogliosi di avere certa gente a rappresentarci oggi come oggi. Io penso che l'hip hop sia una cultura che in Italia deve ancora prendere piede nel giusto modo, però ci sono i presupposti per fare grandi cose, quindi io sono fiducioso. Ok, bella, solo un ultimo shout out, cosa ne pensi di questa jam? Come è andata secondo te? Come vedi il movimento in Sardegna? Ti sta piacendo la situazione? Tornerai? Tornerò sicuramente, 1 per quello che ti ho detto, 2 per il concetto, 3 per l'Icnusa, 4 per il maialetto, 5 per ogni concetto coespresso. Non hai capito, qua nella jam session arrivo a demolire tutto il resto e prendi con la telecamera, non mi riprendi, Enzino è troppo avanti per la vostra faccenda. Cosa pensi che questa merda regna? Questo hip hop la gente lo ascolta originale from Sardegna. Ensi a 4 MAQ 4 MAQ, Buddy Manna, 28 agosto. Siamo qui alla kebaberia di Buddy Manna. Oh frate, siete in TV? Siamo qua con... Ok, siamo qui con Drui Fu. Lui è un rapper, adesso vive qua in Sardegna, Alghero, e sta rappando meda, come si dice da noi. È un fratello, lui viene dal Congo. Volevo chiederti cosa ne pensi di questa serata innanzitutto. Come ti va? Allora, innanzitutto questa serata sono proprio serate dove devono venire tutti i giovani, perché ci permette di esprimerci, comunque di fare questo rap e cerchiamo di farlo al meglio, sempre qua a Sassari, con Gioca del Voodoo, e ringraziamo. E il compare rappa in francese. Stiamo facendo uscire un pezzo contro le ronde, siamo contro il discorso delle ronde. Contro il razzismo. Contro il razzismo siamo, e cerchiamo anche un po' di aprire la mentalità e soprattutto di entrare nel concetto di fratellanza e tutto il resto. Ce lo fai sentire un pezzo del rap di quella lì, frate? Ah? Fotti il razzismo, la tua tolleranza zero, col qualunquismo di chi odia lo straniero. Se le vostre ronde non le voglio per davvero, risponderete di ciò di fronte al cielo. Vai, mandagliela compa. Je peux pas dire que tout est fait si je vis jusqu'ici. Je veux juste être moi, ce monde qui m'a vu grandir. Je peux pas non plus me plaindre de souffrir quand je vois l'Afrique, la terre de mes pères brûler des flammes blancs verts.